Non ci possono essere distinguo su un'aggressione come quella della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il Veneto, attraverso il Consiglio regionale, vuole esprimere l'assoluta condanna nei confronti di questa aggressione, di questa invasione russa, nei confronti di uno Stato sovrano, libero e indipendente come l'Ucraina. Le diverse mozioni presentate dai gruppi consiliari hanno trovato una sintesi comune attraverso la quale il Consiglio regionale del Veneto ha condannato con voto unanime l'invasione russa dell'Ucraina. Ora l'attenzione è rivolta alle conseguenze che a lungo o a breve termine ci si troverà a fronteggiare. Ci sono migliaia di persone che stanno partendo da quel paese per raggiungere gli altri stati, tra cui anche l'Italia, e quindi anche è un dovere da parte nostra predisporre anche delle strutture per l'accoglienza di queste persone, che per la maggior parte abbiamo visto essere donne, bambini e anziani. Le sanzioni che giustamente il mondo occidentale ha inteso comminare al governo russo, ma che inevitabilmente produrranno gravissime ripercussioni dal punto di vista economico per le nostre imprese, per le nostre famiglie e anche per i lavoratori. Credo che il PNRR sia un programma, un progetto flessibile e quindi che è evidente che se, come è più o meno sicuro, nei prossimi mesi avremo sul fronte energetico ma anche su altri fronti degli stravolgimenti, dovremo assolutamente adottare e adattare quello strumento. L'inflazione sicuramente di guerra si presenterà, ci saranno delle conseguenze anche collegate alla penetrazione anche strategica della Russia, perché voi pensate alla presenza della Russia in Libia, che cosa significa anche le ricadute nei processi migratori.